Adesso poi tra l'altro ci stiamo avvicinando, cioè le Olimpiadi, presto c'è le Olimpiadi di Mosca, ragazzi. Le Olimpiadi di Mosca. Allora che noi italiani vincemo sicuro almeno un perde campionato, sicuro. E il lancio del martello. Perché come che butta via gli ordegni italiani non se ne sa, guarda. Là andiamo tranquilli. E poi abbiamo il tiro al carabinieri, cioè chi ne batti la ecco, in Coppa 3 ogni giorno, noi li vinciamo sicuro. Dove? Anche perché, cioè poi me ne raccontata una così velocissima l'altro giorno che c'è stato i famosi 100 metristi ebrei, no? Che ha deciso di non partecipare alle Olimpiadi. Gli ha detto no perché corri anche i tedeschi. Dice, beh, ma si è passata oramai. Lo so, dici, sarà passata, dici, ma quando corremmo con i tedeschi ne brusa in partenza, dici, non potevamo andare a seguire. Cattivissima. Poi buttata là così, tanto strisciare anche perché, cioè, insomma, è diventato oramai lo sport talmente, cioè a proposito di storia, anzi adesso ne avevo detto una così con gli ebrei, ma ci rientra lo sport anche questo, perché è una storiellina così detta così, sempre entreneuse, no? Visto il locale così. Voi sapete che avete letto tutti la notizia, è stata firmata la pace tra arabi e israeliani, finalmente era ora di finire la pace. Però la verità, qual è la verità della... Che la notizia è così semplice, come che ha firmato dopo tanti anni, la verità è questa, è che stimati sono stufati e coparsi gli uni con gli altri. Allora a un certo punto si è incontrato sto Sadat e sto Begin, si sa cosa di se tutti continuano a coparsi, fermo così. Voi ce l'è un cane vostro, feroce, noi ce l'emo un altro, poi andiamo tutti quanti sulle rive là del Nilo, mettiamo i due cani e li buttiamo là. Chi che vince che ha vinto la guerra, senza fare tante storie. Si sa che hai ragione. Sì, cosa copare, eccoli tutti e due che accioltano, il giorno fatale. Te li vediamo tutti questi egiziani da questa parte, gli israeliani dell'altra. Arriva gli egiziani che avevano un molosso, pesava un 300 kg, cioè lo teniva in 4 di loro con la catena. E sto cane, tutti a cane fermo, sta morto, Ecco, arriva gli israeliani dall'altra parte, cioè porta un can bassotto, piccio, tutto sto rotto, e camminava tutto sbilenco così. Che roba gli ha portato agli stimati? Boh, cavoli sui, gli ha detto stavolta, anzi cavoli sui, gli ha detto sì. Bon, se lo cavo lui loro, ecco a un certo punto allora, sei pronti? Via! I molla sti cani e il molosso si butta su sto bassotto, brum, te di sta polvere, brum, tipo i giornalini e Topolino, proprio, va via la polvere, se di sto bassotto, la ciò che si mangia il molosso. Io povero, come l'ha fatto? Niente, ha vinto gli israeliani, ha vinto. Allora a un certo punto sta sto generale egiziano si avvicina a quello israeliano e ti senti, mica peraltro, sa. Ma lo abbiamo pagati noi sto campo. Un molosso, $500.000, se si immagina come c'è posto in America, ferocissimo, non era più nessuno al mondo, e voi cosa vuoi che sia $500.000 voi per il vostro cane? Che sapessi cosa che abbiamo speso noi a pagare la plastica al coccodrillo, che roba ragazzi miei.